all'improvviso, aspetta, come all'improvviso sopra il cielo e paradiso c'è Vincenzo, il cantante che oggi ha superato pure a me Zenze del Limone, Vincenzino che canterà Sicilia Bella. Allegria e simpatia, divertimento totale visto il blackout di Conte. Uè. Un saluto a tutti, ciao Gaetano, viva il DPCM, il virus scomparisce e 25, 26 e 27 a casa che spunta il virus. Un saluto, un bacio. Un salutone dall'R dello Z, ciao Erika! Io sono il cantante! Vai, vai, cielo, canta, canta! Sicilia, della mia, un salutone, ciao Gaetano e saluto a tutto il gruppo, oggi Vincenzo è scatenato! Saluto Salvatore, ciao Salvatore! Un bacio a tutti, ciao Anna, saluto Pietro, saluto Patrizia, saluto Giuseppina, saluto Marco, ciao Alba, ciao Fabio Di Benedetto, un salutone dall'Era dello Zenzero, un abbraccio a tutti, un cuore grande così, un salutone, ciao, un bacione a tutti, un bacio a tutti. Oggi, visto il DPCM che abbiamo, almeno ci divertiamo. Forse ciao Manuela Pignato. Un salutone, ciao ciao da Villa Rosa Enna. Un saluto. Come all'improvviso, in diretta al Re dello Zenzero. Ciao Lina Pirrello, ciao Salvatore Coniglio, ciao Pietro, ciao Giuseppina Saporito, ciao Maria Teresa Nicolosi. Vince, faccia vedere, Vince, canta. Vai. Davanti. Quasi, davanti. Sicilia, ciao Italia, un bacione a tutti, ciao Sicilia, viva la Sicilia, grazie, siamo senza Liliana e facciamo bordello, possiamo fare tutto quello che vogliamo, se c'era Liliana non poteva fare niente, ciao Maria Marco. Uno. Oh! Canta. Sballo cervello, ciao Paolo Campagna, ciao Agnello Giuseppina, viva la Sicilia, viva il Re dello Zenzero, un abbraccio a tutti, un abbraccio.
abbraccio. Viva la Sicilia! Un abbraccio a tutti! Un abbraccio dall'Era dello Zenzero, un abbraccio, vi voglio bene, Villarosa, Enna, Sicilia. Ciao. Oh, all'improvviso. Un attimo, un abbraccio a tutti. Vi voglio bene, un abbraccio a tutti con il cuore dalla nostra bella Ti Sicilia. vogliamo bene! Un abbraccio, saluto Anna, ciao Gaetana, salutami Salvatore, Fabio, Alba, saluto Giuseppina, tutti, la famiglia Pirrello, la famiglia Biancucci, la famiglia Nugara, d'Albergio, tutti i miei nipoti e auguro che questo maledetto 2020 sparisca perché c'è stato troppo Oggi ho fatto la disastro. capriola. Sono stanco. Ho fatto la capriola. Ah, vai ci sta la capriola, vediamo. Piano che fa male la testa. Allora, quello che faccio io non è un divertimento, è che magari c'è stato questo 2020 maledetto e io voglio combattere questo 2020 con la mia ironia. Questo maledetto 2020 lo dobbiamo distruggere perché non arriva mai più. Anna Saporito, ciao Anna. Saluto a tutti. Allora ti vogliamo Allora, bene. noi, Vincenzo, questo 2020, mi spiace che sono poche le persone. Qualcuno ha avuto, come me, un lutto familiare, una persona che manca e non smetto il mio cuore di piangere. Ciao Matteo. Però questo 2020 io lo voglio combattere, che non voglio essere triste, io devo essere più forte. Noi dobbiamo essere più forti, noi dobbiamo vincere questo 2020. Questo 2020 è stato un disastro totale, in cui io ho perso 2 fratelli e tanti altri amici e parenti e tanti. E io con la mia ironia, con la mia speranza, voglio lottare questo 2020 che deve sparire veramente, che non ci deve essere più un anno come questo, un anno maledetto, un anno schifoso, un anno che ci hanno messo alle strette con questo virus bastardo, questo virus che effettivamente Fabiola sta bene, grazie. Fabiola sta bene, era un abbassamento di pressione, visto il blackout che c'è stato di PCM, stare a casa e tutti ci siamo presi di depressione, di ansia. Pure io ci sono cascato, però mi sono rialzato. Sto combattendo pure, nessuno può, diciamo, sapere come sono io. Mi vedete sempre allegro, sincero, allegro che ballo e mi diverto con tutti gli amici. Pure io psicologicamente, fisicamente e veramente sono stato pure male con questo bastardo virus, bastardo, perché ho perso dei parenti, ho perso amici, ho perso veramente un po', diciamo, di dignità con questo 2020. Però non mi sono mai arreso, ho dato coraggio a tutti, veramente. Io sono veramente di Villarosa, Sicilia, Enna, io lo dico perché dobbiamo tutti essere così forti. Dobbiamo essere così, diciamo, per combattere e andare avanti dalla vita. Pur sento che quelli che ci hanno lasciato non potremo mai più vederli. E io mi do il cuore tutti i giorni, mi do il cuore veramente perché non vedo più i miei fratelli, mia mamma. E tutti abbiamo il nostro dolore, ogni famiglia. Però io voglio andare avanti veramente con tutto il cuore. E io spero di aver fatto pure piacere a tanti amici villarosani, paesani e compaesani, dove mi chiedono effettivamente di avere qualche foto, un ricordo del mio paese. Se ci vorranno anche che qualcuno mi chiedesse magari di andare a fare foto dove
ricorda la sua propria terra che in cui sono fuori per lavoro e per tanti altri motivi. Il sottoscritto è sempre disponibile per gli amici, perché mi immagino uno che sta lontano e lontano dalla sua propria terra, veramente che effettivamente uno ha il cuore morto. Il sottoscritto effettivamente oggi con Vincenzo abbiamo fatto, ciao Viaggio Siciliano, oggi abbiamo fatto felici un po' di persone che mancano da 40 anni, 50 anni da Villarosa, e io ne sono contento e ne sono fiero, perché ho fatto dei video, delle foto, mi sono passato il tempo, però mi fa piacere quando tante persone stanno bene pure con uno semplice saluto, una semplice foto che io mando dal mio paese. E come mando dal mio paese, le mando da Enna, Caltanissetta, Enna e tutta la mia Sicilia dove io mi trovo, perché oggi sono amico degli amici, no della Sicilia, Italia e del mondo. Voglio ringraziare veramente, un abbraccio che mi chiama sempre Giuseppe La Russa da Miami, e ai siciliani d'origine palermitana e Maria un abbraccio. Dopo Giovanni Triolo e sua moglie, Santa Di Stefano dal Venezuela, tutti gli amici, Anna Iraci dall'America, che è una splendida Vincenzo, una splendida, saluta Anna, una splendida donna, una splendida, non perché effettivamente perché capisce il bene dell'amicizia e ci ha rispettato sempre. Io voglio distruggere questo 2020, non sogno un antibiotico, un vaccino, ma con la mia ironia e allegria lo voglio distruggere, perché questo 2020 lo dobbiamo lasciare e tralasciare. Ciao Lillo, mio cugino, ciao Filippa, saluto Maria e saluto Giuseppe, i miei cugini in Belgio, tutti i miei nipoti che ci sono. Un abbraccio, sì, sono in diretta come all'improvviso, un orario scognito, perché effettivamente c'è chi lavora e chi non lavora. Io non sono una TV, sono come all'improvviso, zenzero e limone, come all'improvviso sopra il cielo e paradiso lo spunto un'eghe. Oggi ho postato più di una cinquantina di video. Qualcuno mi ha detto che forse l'ho disturbato, che magari postavo dei video. Per me è una cosa piacevole che inoltre alle persone compaesane e compaesani siciliani italiani che sono sparsi per il mondo e che effettivamente mi sono stati richiesti e io mi metto a disposizione. Sono oggi con il microfono è un senso di lotta per questo virus bastardo che abbiamo, e spero che un giorno ci possiamo riabbracciare tutti, perché a me mi manca, diciamo, l'amicizia, mi mancano un po' di parenti che effettivamente, naturalmente, probabilmente non possono uscire perché c'è questo blackout, come cazzo si chiama, scusate, DPCM, come si chiama? Blackout. Come? Blackout. Questo virus, come si chiama il virus? Virus. Virus come? Corona? Virus. Lo dobbiamo distruggere, dillo. Dobbiamo distruggere. Con allegria e simpatia. Con allegria e simpatia. Ora Vincenzo mi dice come si distrugge. Vieni qua, cantaci la canzone della Sicilia bella, dai. Sicilia, Sicilia, una terra mia, una gli indiano, una terra mia. Sicilia, Sicilia, una terra mia. Bravo Vincenzo, ciao Umberto Guarnieri, ciao migliore cuoco chef Umberto, purtroppo è interista. No? Allora, per tutti i tifosi un saluto da Patrizio, milanista però un saluto e rispetto per tutti, veramente. Saluto Maurizio Dalù. Salutiamo veramente a tutti. Io vedo che c'è una grandissima, diciamo pure Alba da Caltanissetta, che segue e saluta sempre veramente, e mi fa molto piacere. A me purtroppo chi non mi saluta, chi non mi ci risto male, io certe volte sto finendo perché effettivamente tu oggi ti devi divertire. Attenzione, cade un cellulare che hai visto solo, cade il mio calendario si rompe e finire, perché ne adesso c'è un sacco. Allora, Umberto, pensa a me che sono fuori paese, lo so, spero che i miei video oggi ti hanno fatto piacere,
Grazie Alba. E allora, come Gaetana, un cuore grande, che è responsabile del gruppo. Allora è sottoscritto Patrizio Puzzangara. Allora Facebook mi ha bocciato la richiesta del mio vecchio profilo, in cui il sottoscritto saluto Moara Ferreira e voilà, dal Brasile. Allora finalmente mi è arrivata la comunicazione che il profilo me l'hanno oscurato e penso che non me lo ridanno mai più, perché essendo che mi dicevano che effettivamente io con il nome detto Zenzero e Limone io mi facessi pubblicità. Io sono uno poverello, io sono qui con la mia faccia, mi possono venire a controllare che non ho un'azienda, non ho niente, sono un forestale 4 mesi all'anno e dopo sono disoccupato. Io lo zenzero lo vado a comprare per la buona tisana. Allora questi di Facebook, mi dispiace, qualcuno che mi ha segnalato perché magari ho disturbato, magari ho fatto delle frecciate di qualche cosa che magari ho voluto dire, però è una cosa strana che mi hanno oscurato un profilo dove avevo tanti ricordi di tanti anni, che io avevo fiducia a Facebook, che facevo le mie dirette, i miei video, e le ho salvate dalla pagina mia, che ho perso tanto. Però mi rimetto di nuovo in gioco. Effettivamente forse devo levare questa parola zenzero e limone, perché se continuo così mi oscurano pure questo profilo. Io ho detto sempre, ho fatto ricorso di qua e di là, che io non ho un'azienda di zenzero, non vendo nessuna tisana, non vendo niente, io sono un forestale, 4 mesi che faccio il pompiere. Zenzero e limone è nato che ho bevuto una bella tisana, mi ha fatto bene e digerirla, ho assunto una bella dieta, ho dimagrito 26 kg, ho detto questo, ho inoltrato a tutti gli amici miei di provarla, ma io non vendo niente, non ho speculato mai niente, non ho spicciato una lira a nessuno, non ho fatto mai pubblicità, io dichiaro della mia fedeltà, giuro veramente sopra la mia più cara cosa al mondo, a Gesù Cristo, che il sottoscritto quando ha parlato onestamente, con il colpo e con la mente. Purtroppo Facebook non ha creduto alle mie parole, io ci ho messo la faccia, quella mia è sempre questa faccia, non ho un profilo falso, io non ho un profilo falso. Facebook, io sono io, perché quando i profili falsi ci sono e stai zitto, io sono io, la mia faccia sempre. Facebook. Mi sono un po' incazzato perché io ho fatto sempre, quando io ho lottato sempre per la sincerità, per l'onestà, per dire sempre la verità. Facebook, vedi che sono io, Patrizio Puzzangara, nata a Enna il 2868, a Enna, all'ospedale sono nato. E allora io abito in contratta stanze sempre a Villa Rosa, mi puoi venire a controllare, mi puoi mandare tutto l'esercito mondiale, perché io sto dicendo la verità. Facebook che mi hai rotto le palle, perché mi hai tolto un po' del pezzo della mia vita del 2009, che ho avuto fiducia dei video che ho postato. Facebook, che devo dire, no, Facebook, Fettusa in siciliano. Scusate la mia, che mi sono arrabbiato perché ho lottato un po', pure che mi interessa che mi levano. Tanto sono su TikTok, che pure chi mi ama mi segue, su TikTok, che là sono più gentile, più sirene. Faccio un po' di pubblicità pure a TikTok, perché TikTok io mi diverto, l'avete visto, i video di qua, di là. Lì non c'è speculazione, nemmeno speculato, ho tanti amici di 5 mesi, il sottoscritto con la sua onestà, che già hanno capito che io parlo giusto, su TikTok ho 7.000 persone che già mi seguono, 7.000, significa che io dico la verità e le persone mi amano veramente come amano le persone su Facebook. Però Facebook non so come fa,
come fa ad oscurarmi il profilo dove c'era un po' di dignità quella mia, che ho detto sempre la verità. Facebook, svegliati, perché io non sono un profilo falso, sono io, Facebook sono io, mi hai rubato tutti i video, ti hai fatto pure pubblicità tu, hai guadagnato tu i soldi sopra la mia persona, mandando video e pubblicità senza che mi hai dato niente, perché io non voglio niente, perché io soltanto mi diverto. Facebook, mi hai rubato tutto. Dal 2009 tutti i miei video personali, degli amici miei, dei parenti, che ho salvato là. Non salvo più un mio video, che me lo salvo direttamente sul mio hard disk personale. Mi fai trasmettere e mi fa piacere, ma se mi toglie non mi interessa niente. Facebook, voglio il mio profilo, quello vecchio, oppure che non me lo dai, mi devi dare i miei video, che ti hai fatto pure tu pubblicità, ma hai rubato i miei video, pur essendo che non sono video, diciamo, di alta generazione, sono video che io incontravo amici, parenti e persone che ho amato, che hanno abbandonato la nostra propria terra, e gli ho dato un po' di gioia mostrando il mio saluto. Ho fatto questo, non ho fatto nessuna pubblicità, mi ho bevuto una tisana al zenzero e limone, però l'ho comprato le bustine e non l'ho io il zenzero e limone, io non produco, io non vendo. Facebook, vatti a vedere chi sono i profili falsi. Io non sono un profilo falso, infatti ho fatto un altro profilo, ho messo la mia foto, la mia maschera, sono sempre io con la bandana. Mi chiamano ormai il re dello zenzero, ma questo zenzero purtroppo lo devo togliere, perché non sa che magari questo profilo ti fa della la testa che faccio pure pubblicità. Facebook, vabbè, scusatemi il mio scopo, scusate. Ok, scusatemi. Un saluto, un saluto, mi sono sfogato un pochettino, sì, ciao Giuseppe. Allora, dopo questo sfogo è stato naturalizzato, in quanto mai che oggi Facebook mi ha definitivamente oscurato il profilo dove mi ha rubato tutti i miei video. E purtroppo voglio distruggere il virus e distruggere per dire chiaro chi sono io un profilo falso non sono. Io ho sempre questa faccia, non so, io è la mia faccia, capito? In sostanza, io mi sto divertendo, sono calmo. Purtroppo io da 3 anni e mezzo faccio le dirette e mi bevo una bella tisana, in quanto mai me la bevo con gli amici, ma non produco zenzero, l'ho detto sempre, non produco zenzero io. Non hai in produzione che mi hanno accusato che io vendo zenzero, che mi hanno levato il profilo perché io ho una produzione di zenzero. Io non ce n'ho zenzero, io mi chiamano ormai zenzero e limone, è finita. Non ho una produzione, caro Facebook. Ciao Michele, scusatemi. Ciao Roberto Malerba, salutiamo Maure Ferrera, ciao Maure, Peppe Velardi, ciao Umberto. Sono il re del, forse ora cambierò, forse ora ci metto il re dei video Villa Rosani e devo togliere sto zenzero hotel, perché mi hanno detto che io faccio pubblicità, che ho un'azienda di zenzero, vendo zenzero e faccio lavoro in nero. Così mi hanno accusato, dici che mi controllano, sì, no, mi hanno oscurato, Michele, mi hanno oscurato Facebook dove c'erano i miei video, che antichi. Si hanno preso tutto. Ok, un saluto, un bacione, ci sentiamo.